Noi sappiamo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono oltre 55 milioni le persone nel mondo con demenza e in Italia oltre 2 milioni di persone hanno un disturbo neurocognitivo maggiore o minore e ben 4 milioni sono i loro familiari. La demenza ha un costo enorme, in termini economici stimato è oltre 23 miliardi di euro l'anno e sappiamo che questo costo è sostenuto per oltre il 63% dalle famiglie. Quindi è fondamentale un cambio di approccio. Se consideriamo che l'Italia ha un piano nazionale delle demenze dal 2015, ma questo piano non è finanziato ed è un piano del Ministero della Salute, ma non è un piano del governo, quindi dobbiamo spingere le politiche, dobbiamo spingere la governance. Un cambio di approccio importante a 360 gradi sul percorso della malattia. È importante migliorare la diagnosi precoce, è importante il trattamento farmacologico, ma la cosa più importante è pianificare e coordinare le cure lungo tutto il percorso della malattia. È importante supportare, informare i caregiver, la formazione dei professionisti, la prevenzione. Attualmente abbiamo un'importante opportunità, si sono appena chiuse 31 progetti regionali che sono stati possibili grazie al finanziamento del primo fondo demenze 21-23 e oltre queste 31 progetti che riguardavano linee strategiche come la diagnosi precoce, la diagnosi tempestiva, la teleriabilitazione, la telemedicina, il supporto ai trattamenti psicoeducazionali, trattamenti cognitivi, trattamenti psicosociali, anche le linee di attività dell'Osservatorio Demenza dell'Istituto Superiore di Sanità, prima linea, quella che ha portato alla redazione di una linea guida per la diagnosi e il trattamento della demenza e dell'MCI, oltre all'attività di survey delle strutture di presa in carico delle persone con demenza, oltre all'attività di prevenzione, l'attività di formazione, la cartella informatizzata. La nostra grande opportunità è che attualmente il fondo è stato rifinanziato per il prossimo triennio. Possiamo disseminare, implementare, ampliare queste attività che devono avere uno scopo preciso, non devono essere dei progetti fini a se stessi che hanno un inizio e una fine, devono essere da traino per la sanità, da traino per la governance, perché sono progetti che hanno anche rilevato delle grossissime criticità. Prima tra tutti è la carenza del personale, il personale deve essere formato, deve essere assunto, deve essere personale specializzato. Quindi il prossimo fondo, il prossimo triennio sarà mirato a questo, sarà mirato all'aggiornamento del Piano Nazionale Demenze, focalizzandosi anche su mirare ad avere un piano del governo, un piano che deve essere finanziato come succede in tanti altri paesi del mondo. Eventi, incontri e convegni come quello odierno sono fondamentali perché la conoscenza dei problemi deve essere condivisa, devono essere condivise le esperienze non solo delle persone ma anche le professionalità. Dobbiamo ragionare in termini multiprofessionali, transdisciplinari, non possiamo più rimanere chiusi in un silos di ragionamento, la sanità pubblica deve andare avanti.